Il consigliere comunale di Agrigento del Partito Democratico Giuseppe Arnone interviene oggi a seguito di quanto dichiarato dal circolo Berlinguer del PD di Agrigento e dal gruppo consiliare del Partito Democratico, secondo cui vi è già un finanziamento per le opere di mitigazione del rischio esondazione connesso al depuratore del villaggio Peruzzo. Giuseppe Arnone replica inoltre all'avvocato agrigentino Totò Pennica, che come è noto ha querelato per diffamazione lo stesso Arnone e il pentito Maurizio Digati. I testi integrali dei due interventi stampa diffusi da Arnone sono disponibili sul sito internet teleacras.com. Adesso ascoltiamo Giuseppe Arnone al microfono di Carmelo Lazzaro. Pennica è un mio amico, io sorrido abbastanza rispetto a questa querela, perché regalai io personalmente il libro a Pennica appena stampato lo scorso agosto. Ora a novembre mi fa la querela e me la fa su una base che è totalmente priva di senso. Lui mi querela perché Digati testualmente nel suo verbale dichiara: poco prima del mio arresto Pasquale Alaimo, cioè un altro mafioso, mi disse che tramite Calogero Costanza, cioè attraverso un terzo mafioso, aveva saputo dall'avvocato Pennica che dal carcere l'ergastolano Fragapane Salvatore aveva dato il suo benestare all'elezione di Falsone Giuseppe quale capo provincia. Quindi, attraverso comunicazioni molto del relato, verrebbe fuori che Pennica aveva portato un messaggio di Fragapane, cioè di un ergastolano, favorevole a un altro criminale, Falsone. Io ho pubblicato integralmente tutto quello che ha detto Digati, anche quando riguardava miei carissimi amici. Però ho fatto una premessa che vale innanzitutto per Pennica. Come leggere le dichiarazioni di Digati, il filtro del sano garantismo che deve evitare infamie. E io dico, quando Digati racconta cose che avvengono sotto i suoi occhi o che ha sentito lui direttamente, per me è molto attendibile, tale lo ritengono i giudici. Quando invece racconta affermazioni del relato, cioè che ha saputo da Tizio, da Caio, da Sembronio, allora un attimino lì dobbiamo andarci molto cauti. Questo è quello che riguarda Pennica, cioè affermazioni che provengono da terze persone e che sono riportate e riportate. Quindi non mi pare che assolutamente abbia senso questo tipo di querela. Anzi, per me rimane valido l'accordo con Pennica di fare un bel dibattito televisivo presso i vostri studi che avesse per oggetto il libro Romanzo criminale, dalle nostre diverse impostazioni. Voglio anche concedermi una piccola ironia. È singolare che Pennica mi quereli proprio qualche giorno dopo che comincia a maturare la sua candidatura a sindaco di Agrigento, quella di Totò Pennica, come uomo di sintesi tra Moncada ed Alfano. I boatos da me riscontrati danno anche cene che si sono tenute nei giorni scorsi, perché Moncada vuol proporre ad Alfano un candidato forte ed autorevole e sembra che la scelta cada sull'avvocato Pennica. Quindi abbandoniamo le querele se a Pennica va e dedichiamoci a confronti più diciamo sostanziosi e robusti. Questione depuratore del villaggio Peruzzo, il PD agrigentino oggi afferma che ci sono le risorse, ci sono i fondi per realizzare le opere di mitigazione del rischio esondazione del fiume Akragas, quindi Arnone non ha ragione che i soldi non ci sono. Ma io utilizzerei un'espressione diversa. I comici del Partito Democratico agrigentino, non i politici, i comici, affermano di essere a conoscenza di un finanziamento di opere di mitigazione o di cementificazione o di realizzazione di muraglioni nei pressi del fiume Akragas. Parlo di comici perché mi pare una boutade, un'invenzione di sana pianta, e mi dispiace che siano due ingegneri, cioè due persone come Bellini che è ingegnere, Totò Lauricella che è ingegnere, che dovrebbero sapere leggere le carte. Io li sfido pubblicamente, facilmente. Cari amici, dite all'opinione pubblica dove avete appreso che esiste un decreto di finanziamento che dà soldi al Comune di Agrigento per realizzare opere idrauliche sul fiume Akragas. È una balla spaziale, non esiste una lira. Tra breve il Comune non potrà pagare neanche gli stipendi, già non può pagare l'Enel, non può pagare i debitori. Chi è quel bugiardone, quel mattacchione, quel bondebbone che vi ha raccontato una balla così grossa, che abbiamo i soldi per andare a cementificare il fiume Akragas e consentire di realizzare il depuratore del villaggio Peruzzo? Concludo.
Lauricella e Bellini, siate persone serie, leggetevi le carte della conferenza dei servizi e poi dite anche voi cittadini come stanno le cose. Date una lezione di serietà una volta tanto.